sindaco ha detto più volte che l'amministrazione non è nemica, ma io vorrei che vi spiegasse un po' il retroterra. Il retroterra è semplice, vuol dire che non solo è un'idea diffusissima, ma nella realtà l'amministrazione è nemica. Perché è nemica? È nemica per tutto quello che è scritto in quelle 2 o 3 facciate che sono a firma del Presidente del Consiglio Draghi e che dice che il Paese è stremato da che cosa? Da tutto quello con cui ci si continua a misurare ogni giorno. Non si capisce, tecnicamente detto, una beneamata mazza, perché questo è il dato. Questo significa sistematica distruzione di energie e di risorse, di denaro, perché la massima il tempo è denaro, non l'abbiamo inventata l'altro giorno, fa parte di un collaudo dell'esperienza che ci mette di fronte continuamente a questo problema, anche se, correggiamolo pure perché altrimenti diventa una semplificazione, noi sappiamo che sempre c'è il proverbio presto e bene non va insieme, per cui andare velocissimi non vuol dire nulla, che poi è tipico sempre del nostro paese, cioè fermi, diciamo sempre che dobbiamo fare, dopodiché va bene, allora si fa, cioè si dice che si fa o che si farà, e dopo aver detto che si farà, di nuovo ci si ferma, perché altrimenti non sarebbe possibile che nell'introduzione del PNR si scrivano quel che si scrive. Guardate che io sono entrato all'università nel 1968, vi posso dire che non è cambiato niente, cioè anzi i discorsi di allora si sono aggravati. Allora voi dite ci spariamo? No, perché questa è effettivamente una grande occasione, però bisogna stare molto attenti, cioè vuol dire che è chiaro che voi non potete che collaborare nel modo più assoluto. Avrete degli ostacoli, negli azzeccagarbugli, non ci sono saldi, perché questo è. Tutto diventa complicato e difficile perché si trasforma non in una comparazione di fatti, ma semplicemente in chiacchiere, in parole, in distinzioni e sottodistinzioni, in caselle da barrare, in atti che si qualificano così o si qualificano così. Uno che lavora non gliene importa niente, dimmi per favore cosa devo fare, non il problema è se si deve fare in un modo piuttosto che in un altro, non si può perdere neanche un secondo, ed ecco che allora l'amministrazione può fare qui cose gigantesche e soprattutto, avendo dietro i cittadini e le imprese, far capire agli altri enti che sono regolatori di vario genere, ivi compresa la provincia per quello che deve fare, per quello che è, che tutto sommato è ridotta ad una sorta di, come potrei dire, di soggetto anestetizzato che vive di una vita incerta, e dopo con la regione, perché pure essa deve essere sollecitata e guidata, anzi voi quando chiedete qualcosa, se potete fate la proposta, cioè fate voi l'istruttoria, preparate tutto, gli date le carte e dite per favore mettete una firma. Questo perché se non vi sostituite campa cavallo che l'erba cresce. Come vedete sono entrato nel concreto perché queste sono, voi potete avere il più bel progetto del mondo, ma il progetto resta lì e se non c'è la massa critica che cosa accade? Accade che resta lì.